Bellunesi nel mondo on air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel mondo. Ma tornò, sto Veneto ne para un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel mondo on air. Le notizie di questa settimana. L'Italia scommette sul Brasile dei grandi eventi sportivi. Una procedura di verifica delle pensioni dei residenti all'estero. Concorsi per italiani all'estero e per appassionati di lingua e cultura italiana. Costruire una rete degli italiani all'estero. E dalla Biblioteca dell'Immigrazione Dino Buzzatti, storie di emigranti in Francia. L'Italia scommette sul Brasile dei grandi eventi sportivi. E l'Italia scommette sul Brasile che nei prossimi anni sarà una terra di grandi eventi sportivi, tra i quali ricordiamo i Giochi Militari Internazionali di quest'anno, i Mondiali di calcio del 2014 e i Giochi Olimpici del 2016. Iniziative che possono rappresentare delle importanti opportunità di investimento. Anche per questo motivo, una nutrita delegazione di imprese italiane ha partecipato ad una missione organizzata dall'ICE, l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero, d'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e in collaborazione con Confindustria e le associazioni industriali degli stati di San Paolo e di Rio de Janeiro. Particolarmente attiva l'ambasciata del Brasile, che ha contribuito all'iniziativa facilitando i contatti con le istituzioni brasiliane. L'obiettivo delle nostre imprese è di puntare alle subforniture e ai subappalti nella realizzazione dei grandi impianti sportivi. E il presidente dell'ICE, Umberto Vattani, ha sottolineato che si tratta di un'occasione importante, dato che ci saranno forti investimenti nazionali in base al piano pluriennale di adeguamento delle infrastrutture e agli interventi finalizzati all'organizzazione di impianti e di importanti eventi sportivi. Una procedura di verifica delle pensioni dei residenti all'estero. E sono arrivate dall'INPS delle precisazioni sulla procedura di verifica di esistenza in vita dei pensionati all'estero. La banca che gestisce i servizi di pagamento delle pensioni all'estero per conto dell'INPS, l'Istituto di Credito delle Banche Popolari Italiane, ha pianificato infatti le attività di verifica e l'iniziativa ha l'obiettivo di evitare il pagamento di prestazioni a persone diverse dai legittimi beneficiari. I pensionati interessati dall'iniziativa sono stati informati con una lettera nella quale sono state fornite delle indicazioni in merito alle modalità dell'accertamento. Si è provveduto anche ad informare i principali patronati e i consolati e la verifica sarà realizzata attraverso una localizzazione del pagamento di una rata di pensione presso gli sportelli della Western Union. Il controllo sarà poi scaglionato nell'arco di 3 mesi e la riscossione diretta da parte del pensionato varrà come prova di esistenza in vita. Specifiche procedure sono state poi previste per i pensionati impossibilitati, per oggettivo impedimento a recarsi di persona presso gli sportelli della Western Union, e al termine verranno ripristinate le precedenti modalità di pagamento. Concorsi per italiani all'estero e per appassionati di lingua e cultura italiana. E ad ottobre si terrà a Firenze il primo trofeo della lingua italiana, nato in occasione dei 150 anni dell'Unità d'Italia ed in corrispondenza della 11ª edizione della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo. L'iniziativa è promossa dall'associazione Mecenate 90 in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e dallo scopo di richiamare l'attenzione sull'importanza che la lingua ha avuto nel processo unitario del nostro Paese. Il trofeo si rivolge ad un pubblico esteso e variegato, seguendo altrettante modalità di partecipazione, ciascuna delle quali mira a salvaguardare il ricco patrimonio linguistico e culturale italiano. Si spazia quindi dall'ambito musicale con il concorso Mandami una canzone, cioè una composizione di canzone, al concorso Ritratti d'Italia fuori dall'Italia, rivolto agli appassionati della lingua e della cultura italiana nel mondo, fino ad arrivare alla narrativa con il concorso per le scuole. Per ulteriori informazioni vi invito a consultare il sito www.trofeodellalinguaitaliana.it. Ripeto, www.trofeodellalinguaitaliana.it. Costruire una rete degli italiani all'estero.
E costruire una rete delle reti, mettendo in comunicazione le associazioni di italiani che lavorano e studiano all'estero per stimolare lo sviluppo del sistema italiano, è l'obiettivo di un convegno organizzato dal MAE l'11 maggio a Roma, nell'ambito del Forum della Pubblica Amministrazione 2011. Nelle aree del mondo in cui è più consistente ed attiva la presenza di italiani impegnati nel mondo della ricerca e dell'imprenditoria e delle programmazioni internazionali, si sono spontaneamente create aggregazioni, spesso sotto forma di associazioni, volte a facilitare i rapporti e lo scambio di informazioni. Tali associazioni sono attive a livello locale, ma solo raramente riescono ad interagire a livello più ampio con altre organizzazioni simili nel mondo. La sfida che si è posto il convegno è facilitare lo sviluppo di reti che possano mettere in relazione tali realtà, una sfida che il network bellunoradici.net sta già affrontando da alcuni anni con risultati soddisfacenti, riuscendo a tenere in contatto nello spazio virtuale della rete persone di origine bellunese sparse in tutto il mondo. Se conoscete i talenti bellunesi che vivono al di fuori della provincia di Belluno, in Italia o all'estero, invitateli pure ad aderire al nostro www.bellunoradici.net. E dalla nostra Biblioteca dell'Emigrazione Dino Buzzatti questa settimana vi consigliamo il libro Emigrati italiani nel Midi-Pyrénées in Francia, dal Sentiero della Speranza ad un'alleanza franco-italiana. Veramente un bel libro ricco di testimonianze vive e toccanti rese da emigrati veneti e friulani nel mezzogiorno della Francia e precisamente nella zona dei Pirenei. Storie di sacrifici, talora di grandi sofferenze, ma anche di tanti episodi di solidarietà della comunità francese ospitante e di un sempre intenso attaccamento all'Italia, rese in un linguaggio semplice ed immediato. Tra di loro anche la testimonianza di Giovanni Specia, nato a Coero, e a conclusione sono riportate alcune interviste ai protagonisti di rapporti di amicizia tra Veneto e la Francia, promossi alla dinamica Alliance Franco-Italienne, nonché un ricordo della catastrofe della diga di Izur nel marzo del 1939, in cui trovarono la morte 29 operai italiani, tra cui 4 bellunesi. Per maggiori informazioni, ripeto il titolo, Emigranti italiani nel Midi-Pyrénées in Francia, dal Sentiero della Speranza ad un'alleanza franco-italiana. Alliance Franco-Italienne des Midi-Pyrénées, pubblicato nell'ottobre del 2010, ha 256 pagine, però non scoraggiatevi per questo, e costa 19 euro. Per informazioni ed acquisti vi rivolgete all'Associazione Bellunesi nel Mondo in via Cavour 3, 3200 Belluno, al numero di telefono che ormai conoscete, allo 0437 94 11 60, oppure una domanda via fax allo 0437 94 11 70, o via mail all'info@bellunesinelmondo.it. E anche per oggi il tempo a nostra disposizione è volto al termine. Da parte mia un augurio di una buona settimana e di una buona serata. Per informazioni ecco il nostro indirizzo di posta elettronica info@bellunesinelmondo.it, oppure ci potete chiamare appunto allo 0437 94 11 60 e vi aspettiamo anche sul canale di YouTube su www.youtube.it/Bellunesi nel Mondo, in cui potete visualizzare il nostro TG mensile e potete commentare le nostre attività. Ancora un saluto e un buon proseguimento di settimana. Bellunesi nel Mondo On Air, un programma in collaborazione con l'Associazione Bellunesi nel Mondo. Ma tornò, sto Veneto ne para un paradiso. Coordinamento di Marco Crepaz. Produzione Radio Più, emittente a Gordina. Bellunesi nel Mondo On Air.